Al telefono Michele Lionello, Art Director di Voci per la Libertà. Quest'anno festeggia i 60 anni di Amnesty perché fra pochissimo comincia questa straordinaria kermesse a Rosolina Mare. Innanzitutto salutiamo Michele. Ciao Michele, come stai? Benissimo, a te e a tutti gli ascoltatori. Siamo super pronti per partire con una nuova edizione di Voci per la Libertà. Ecco, cominciata sabato, ricordiamo, con 2 concerti ad Adria, e però da giovedì, venerdì, sabato e domenica le cose si fanno serie. Sì, dopo l'anteprima appunto ad Adria di sabato 17 con il concerto di Giulio Wilson e dei Balanzasca e una presentazione di libri anche alle 18:30, da giovedì 22 a domenica 25 ci trasferiamo al mare appunto a Rosolina. Un programma dedicato, come accennavi, ai 60 anni di Amnesty e alla campagna per la liberazione di Patrick Zaki. Tutti i giorni ci sarà un momento alle 18:30, i primi 3 giorni in spiaggia al Ciringhito, con presentazioni tra musica e letteratura, e poi alle 21 sul palco di Piazzale Europa. Partiamo giovedì con la proiezione del film dedicato ai 60 anni di Amnesty e le inaugurazioni delle 2 mostre. Poi a partire dal venerdì tutto concentrato sulla musica. Ogni sera un'apertura, i gruppi in concorso e un grande ospite. Partiamo venerdì 23 con l'apertura del Jonathan Livingston, in semifinale 4 artisti: Blindur, Miriam Ricordi, Olivier X e Picciotto. Come ospite R, la nostra grandissima R, vincitrice del premio Amnesty Emergenti dell'anno scorso. Sabato 24 in apertura Francesca Incudine, poi concorso degli emergenti con Ozora, Innocente, Donix e Aftersat, e come ospite Io Mundo, che tra l'altro erano in gara per il premio Amnesty Big quest'anno anche loro. Domenica 25 il gran finale appunto del festival, alle 18:30 invece dell'aperitivo musicale presso il centro congressi ci sarà l'incontro pubblico con Giuliano San Giorgi, il leader di Negramaro, e Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia. In serata il gran finale musicale con in apertura Agnese Valli, e poi i 5 migliori emergenti del contest appunto di Voci per la Libertà, e il premio Amnesty International Italia sezione Big e Negramaro per la migliore canzone sui diritti umani con Dalle mie parti. Ecco, ricordiamo che al di là degli artisti che si esibiranno, il focus di Voce per la Libertà è appunto i diritti umani, ed è una cosa encomiabile, più importante penso di tutto il vostro lavoro. Tutto quello che facciamo, l'arte, la musica, le presentazioni sono rivolte appunto a questo focus specifico. Ecco, ricordando che noi vi seguiremo e ricordando che siamo ormai amici e consolidati di tutte le vostre iniziative, e ti ringrazio per la tua disponibilità. Grazie a te. Se volete poi prenotare i posti o andare nel dettaglio del programma, degli appuntamenti, il nostro sito vociperlalibertà.it.